Orizzonte 2020, prospettive di crescita per la Sicilia, questo è il tema del convegno svoltosi a Castellammare del Golfo alla presenza di numerosi sindaci del comprensorio trapanese, voluta e organizzata dall'europarlamentare del PPE, onorevole Salvatore Iacolino. Lo scopo della manifestazione è stato quello di illustrare ai tanti presenti i fondi che l'Europa mette a disposizione nei prossimi anni, che vanno dal 2014 al 2020. Sono i programmi più importanti di ricerca e di innovazione che riguarderanno enti locali, università, una cooperazione pubblico-privato, sono 70 miliardi di euro, di cui 20 verranno affidati alle piccole e medie imprese, un sostegno concreto allo sviluppo, alla crescita, alla competitività, a patto che vi sia un progetto concreto, che vi sia una cultura progettuale sostenibile e che la stessa possa essere ammessa a finanziamento. L'informazione è fondamentale, la divulgazione è essenziale, tutti questi sono elementi essenziali per poter far approdare in Sicilia risorse importanti che consentono finalmente alla Sicilia una crescita concreta. Dipende dall'Unione Europea, ma stavolta dipenderà molto anche da noi. Sono tanti campi a cui si riferiscono gli investimenti. Sì, la salute, l'agricoltura, la ricerca e l'innovazione sono moltissimi campi sui quali si può misurare la capacità progettuale anche attraverso un accordo di partenariato pubblico e privato, che è la sfida vera di questi prossimi 7 anni di interventi concreti a favore di quei giovani talenti che vorranno essere valorizzati attraverso una ritrovata capacità progettuale e soprattutto un'attività in team che potrà realizzare traguardi davvero importanti. Oggi se ne parlerà con un qualificato parterre. Sì, ci sono relatori importanti, esperti che lavorano a Bruxelles in europrogettazione, è la sfida di questi prossimi 7 anni, 2014-2020. Confidiamo di poter traguardare risultati significativi attraverso anche un concorso responsabile dei tanti enti locali presenti qua. Ci sono sindaci di 7-8 comuni e questa è la misura concreta di una grande condivisione di un progetto che riguarda non soltanto quest'area territoriale della nostra terra di Sicilia, ma l'intera nostra regione. Tra i relatori Nicola Coppola, sindaco di Castellammare del Golfo, Sebastiano Bonventre, sindaco di Alcamo, la dottoressa Martina Angelini, consulente dei bandi europei, il professor Bartolo San Martino, presidente dell'Accademia Nazionale della Politica, e il professor Fabrizio Micari, preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo. Queste sono delle iniziative che cercano di informare sulle opportunità che ci sono per le aziende di poter attingere a fondi europei. Oggi sempre di più la sfida dell'innovazione è una delle sfide fondamentali, perché senza l'innovazione l'azienda non è nelle condizioni di poter competere. E allora da questo punto di vista l'azienda deve provare ad investire sull'innovazione e ha bisogno di un supporto da parte anche dell'Europa. E allora giornate come queste, che spiegano quali sono gli strumenti a sostegno delle imprese per poter provare a fare innovazione, diventano, definirei, strategiche e vitali, proprio perché c'è in gioco la vita, la sopravvivenza delle aziende e anche del nostro sistema economico.